Ben ritrovati cari telespettatori, ben ritrovato Stefano Zara, esperto di finanza, grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Ci mancava da un po' di tempo perché intanto il mondo corre, anzi precipita diciamo, e quindi noi abbiamo bisogno di fare un po' il punto per voi telespettatori sugli andamenti dell'economia e della finanza in generale, per capire come orientarsi, che pesci pigliare, perché poi giustamente molti dicono ma che cosa faccio? Remi in barca, sto fermo immobile, non faccio niente, oppure è meglio investire di qua, non investire di là, cosa potrebbe succedere? Siccome lei è dentro tutte le dinamiche finanziarie, le studia, se le segue eccetera, chi meglio può darci un supporto? Se non altro quello che anche lei consiglia ai suoi clienti. Allora, mercati finanziari. I mercati finanziari stanno vivendo il loro momento continuano il loro momento di ottimismo, che ai più sembra non supportato dalla situazione generale, ma non c'è correlazione fra quello che è quelle che sono le vicende anche geopolitiche. Sembra non ci sia una correlazione così stretta fra quello che ci sono le vicende geopolitiche e lo stato dei mercati finanziari. Mercati finanziari che ad oggi sono su quotazioni massime un po' dappertutto, l'Europa è sui suoi massimi. Ma come mai? Beh, un po' perché il mercato ha finito di preoccuparsi, ha avuto dei momenti tra virgolette di preoccupazione, il momento dazi, è stata una sorpresa per i mercati, per circa un paio di settimane il mercato è sceso, il prezzo del petrolio che è andato oltre i $100 al barile, tensioni sui prezzi, possibile rialzo dell'inflazione, possibile rialzo dei tassi. Il panico dei mercati è durato pochissimo, qualche giorno, forse un paio di settimane, poi i mercati hanno continuato a correre pensando che questi fattori fossero fattori transitori, quindi non strutturali, transitori, e che quindi supportati dal fatto che gli utili delle aziende, il mercato fa delle valutazioni non emotive, quantomeno diventano emotive all'inizio, poi devono essere supportati dai dati per essere consolidate in negativo o in positivo. Certo. I dati dicono che le aziende vanno bene, gli utili sono in aumento oltre le aspettative. Quali aziende però? Nelle aziende tecnologiche, soprattutto quelle che reggono il mercato. Il mantra del mercato di questi almeno 2 o 3 anni, forse un po' di più, da Covid in poi, insomma, le aziende tecnologiche danno il là ai mercati finanziari. Non solo le aziende tecnologiche, ma il portato anche di chi produce per le aziende tecnologiche. Oggi parliamo di intelligenza artificiale quando il fatto di intelligenza artificiale vuole dire un sacco di cose, vuole dire aziende che producono, estraggono, commercializzano le materie prime per la transizione tecnologica, le aziende che sono impegnate nella ricerca in ambito intelligenza artificiale e tutte quelle aziende che introducendo in maniera massiva nei loro processi di intelligenza artificiale possono ricavare dei benefici in termini di maggiori utili ed economie di scala. Tutto questo è molto complicato, non so che in 2 parole si possa semplificare, però a grandi linee funziona così. La crescita esponenziale del prezzo delle materie prime come il litio, esatto, delle quali vivono questi benedetti tecnologici, giusto? Sì, che sono gli ingredienti per la transizione tecnologica. Esatto. E non solo questo, e quindi tutte le aziende correlate poi hanno ovviamente un portato di crescita delle quotazioni. Quindi mercati emergenti dove c'è la geolocalizzazione dei giacimenti di materie prime, e dove si lega alla commercializzazione delle materie prime, e poi là dove il discorso i produttori di microchip o chi produce i test per i microchip, cioè l'intelligenza artificiale vuol dire tante cose, Però è energivora. Però è energivora, per il momento è energivora, ma la stessa, diciamo che la macchina a vapore quando è nata ovviamente non aveva le efficienze delle macchine a vapore che si sono succedute negli anni, è un processo molto veloce. La tecnologia, a differenza dell'industria, tra virgolette, meccanica o quella tradizionale delle energie del petrolio,
aveva tempi di elaborazione o di acquisizione delle novità, delle innovazioni molto più lente dell'attuale. Oggi le aziende tecnologiche hanno una capacità di auto-innovazione molto sostenuta, molto importante. Diciamo che il mondo, da quello che ho potuto vedere io, in maniera molto empirica, insomma, da cittadino, da risparmiatore, da consumatore, è che Covid ha accelerato questi processi per delle esigenze evidenti, ma poi diciamo, ci stiamo accorgendo che l'industria tecnologica ha una capacità di auto-innovazione che noi ancora oggi non sappiamo valutare. I processi sono molto più veloci di quelli che non possiamo valutare le aziende attuali con gli occhi e con i tempi delle aziende dell'economia tra virgolette tradizionale. I tempi di innovazione sono molto più ristretti, molto più ridotti e l'impatto sull'economia lo dobbiamo ancora quantificare. Scopriamo, la sorpresa che ha lanciato a rialzo i mercati di questi giorni è che nemmeno il mercato sapeva, tra virgolette, ha saputo valutare un impatto così forte, pro-utili, delle prime tecnologie legate all'intelligenza artificiale, alle prime applicazioni dell'intelligenza artificiale nei processi attuali. Cioè, le cose stanno, l'efficacia e l'efficienza dei nuovi processi è stata maggiore rispetto a quelle che si poteva quantificare agli inizi. Quindi ci sono delle nuove, tra virgolette, nuove realtà di microchip, di tecnologie eccetera, che potrebbero essere realtà emergenti su cui andare a puntare l'attenzione per la finanza. Con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale ci sono molte proposte di piani di investimenti molto interessanti e redditizi, ma è vero, approfitto del suo ospite, grazie. Queste cose qua sono vecchie, tra virgolette. Adesso li chiamiamo integrazione dell'intelligenza artificiale sui consigli di investimento. Qualche anno fa si chiamavano robo-advisor, cioè sostanzialmente sono dei sistemi di calcolo che in base al passato a dati, quindi a situazioni di mercato, alla storia dei mercati, elabora degli scenari che possono andare bene per il futuro, in che in linea di principio li utilizziamo anche noi. È uno strumento che è in mano anche a noi che siamo dei professionisti, cioè oggi per elaborare un insieme di investimenti efficiente per ogni cliente utilizziamo questa tecnologia. Cioè chiediamo al sistema, cioè inseriamo tra virgolette i dati del cliente, la sua propensione al rischio, la sua età, i suoi obiettivi e questo li incrocia con gli scenari di mercato e si genera poi un portafoglio. Questo portafoglio va manutenzionato, cioè non è che i consigli che diamo oggi, va manutenzionato inserendo le novità che riguardano il cliente, il ciclo di vita del risparmio, come è corretto chiamarlo, è diverso per ognuno di noi, quindi i consigli di investimento non possono essere gli stessi per me e per un'altra persona che ha magari 10 anni, 20 anni meno di me. Sì, però ipotizziamo un cliente medio magari avrà mezza età, non penso che sia un ventenne, perché i ventenni già si arrangiano per conto loro. Il ventenne magari può avere quella capacità di risparmio mensile che è comunque efficace ed efficiente e anche lui può utilizzare quel tipo di, tra virgolette, approccio. Però comunque storicamente è più facile che voi dei professionisti del settore tirate su clienti che hanno già una certa età, che hanno una professione, che hanno già qualche cosa, che sono però costanti, sì, potrebbero avere delle esigenze ma sostanzialmente quella è la persona, quella è la propensione, e va avanti nel tempo. Sì. Voi quindi dovete più che altro aggiornare con tutto quello che emerge fuori più che con il cambiamento del soggetto investitore. Le due variabili sono se cambia qualcosa nella vita del cliente ipoteticamente, e se cambia qualcosa nella realtà di mercato. E quello è più facile. E questi sistemi sono capaci di integrare, tra virgolette, tutte le variabili, l'inflazione, l'aumento della Ma ogni quanto adesso dovete fare questo lavoro? O avviene in automatico? Storicamente no, ogni 3 mesi il portafoglio del cliente va, tra virgolette, monitorato. Questo non vuol dire che ogni 3 mesi ci si mette le mani, ogni 3 mesi si fa il punto con il cliente. Abbiamo visto che se l'impostazione è corretta e non cambiano, tra virgolette, le esigenze del cliente, un buon portafoglio può avere anche... Non deve spaventarsi di rimanere fermo. L'importante è che all'interno ci abbia messo gli strumenti corretti. Per aziende tecnologiche cosa intende? Tutte quelle che sono in ambito informatico, quindi quelli che producono chip
che si occupano di elaborazione dati, quindi anche i data center. Poi le aziende tecnologiche possono essere, tra virgolette, quelle che operano in ambito commerciale, quindi si occupano di prodotti, ambito medico, medico specialistico. Perché un'azienda commerciale è Amazon è un'azienda commerciale, però è un'azienda tecnologica. È un'azienda commerciale, Amazon è nata negli anni 90 e si occupava di vendere DVD, cioè DVD, video in cassetta, non mi ricordo più come si chiamano, sì. I video in VHS. VHS, vendendo a domicili VHS e libri. Sì. Amazon è nata per i libri. Poi ha implementato l'offerta con tutti i prodotti della filiera, arrivando oggi anche all'alimentare e al farmaceutico. Quindi se il Ma commercio, è un'azienda, è nata nel commercio. Quindi se un'azienda si occupa di commercio ma è sul web, è un'azienda tecnologica. E quindi sono aziende attenzionate. Ha una sua data center, ha un sistema di geolocalizzazione per le consegne, ha una sua compagnia telefonica, credo diventerà anche banca. Meta è diventata banca, no? Meta ha la sua banca, quindi si occupa anche di sistemi di pagamento, quindi l'azienda tecnologica è anche improprio, ma è impossibile oggi essere azienda, secondo me, in qualsiasi settore se non hai introdotto nel tuo business la tecnologia, ma questo anche in agricoltura, nel settore primario. Sì, certo. Però lì magari è funzionale a rendere più efficiente la produttività, i processi. Sì. Là invece qua stiamo parlando proprio di l'azienda funziona solo perché c'è la tecnologia. Anche perché considera che quasi tutte le aziende oggi, ormai da anni, hanno smesso di avere il magazzino, no? Che era un obbligo, devi avere dei locali, quindi ti obbligava ad avere una logistica dedicata, dei costi da sostenere, delle merci che erano lì inutilizzate, dover smaltire, il just in time, quindi ricevere gli ordini, la programmazione, la consegna gestita da un software ti aiuta a non avere magazzino, o quantomeno averne il minimo indispensabile, una programmazione degli ordini. Avere una buona programmazione degli ordini vuol dire che puoi capire cosa ti entra nelle casse. Se tu hai una buona previsione di quello che ti entra nelle casse, puoi avere una buona programmazione della gestione del personale, chi assumere, quindi anticipare le crisi, quindi chi assume, o se devi licenziare, ridurre. Questo ti obbliga a investire nella formazione dei dipendenti, non ti serve più qualcuno che scarrozzi col muletto la merce, ma ti serve un ragazzo che sappia muoversi con i gestionali in maniera efficace rispetto a prima. Quindi non aspettarsi più che ci possano essere dei magazzini pieni di merce, ma direttamente si può arrivare a livelli di assoluta eccellenza, anche nell'abbigliamento, avere un database che ti consenta di avere cura dei tuoi clienti in maniera più precisa e puntuale, invece della memoria del taccuino in cui inserivi. Nei corsi di marketing c'era l'esempio di quel venditore di abbigliamento che si ricordava i difetti fisici dei clienti per arrivare a una proposta personalizzata, no? Della persona particolarmente abbiente, però aveva un problema alla spalla e alla schiena. La possibilità di avere un database che ti aiuti nella gestione personalizzata, ma vale anche per gli investimenti, cioè il robo-advisor, l'intelligenza artificiale non sostituisce le carte, i pacchi di carte che avevamo prima, gli dà la possibilità di accedere a dati, a grafici, a proiezioni in tempo reale, in tempi, quello che prima hai bisogno di costruire in qualche giorno, oggi puoi averlo in qualche minuto. Questo è un grande aiuto. Certo, ci deve essere sempre una persona che monitora tutto questo. Certe professioni hanno sempre bisogno poi se vuoi far da te, ti assumi lì e riesci a fare da te. Certo. Il tema del fai da te non è tanto un tema di reperire le informazioni, è un tema di saperle leggere e di saper discernere quelle buone da quelle non buone, e quelle utili e quelle assolutamente superflue. Certo, torniamo su questi temi e analizzeremo anche altri discorsi, per esempio le materie prime, i rincari eccetera, dopo la pubblicità.